58 anni dalla tragedia del Vajont, ricordati nella chiesa monumentale, ma oggi si celebra anche la giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali. Questa ricorrenza, accostata al 9 ottobre, porta con sé un importante significato simbolico, un prezioso momento sia di salvaguardia della memoria delle vittime e della storia della comunità, quanto di riflessione sul dovuto rispetto verso le risorse ambientali e naturali del nostro Paese. Questa chiesa è frutto del genio umano, è un capolavoro del genio umano, dell'architettura, ma la persona umana è frutto del genio divino, è il capolavoro di Dio. E questa Chiesa, le nostre chiese, devono ricordarci questo. Le popolazioni colpite così duramente dal disastro del Vajont, con le sue 1910 vittime, tra cui 485 bambini, hanno saputo rialzare la testa e ricostruire, forti di uno spirito unitario condiviso, una forza e un coraggio non solo da non dimenticare, ma da portare come monito e come esempio di vita, con la speranza che mai più ce ne sia bisogno. Discenda su di voi e con voi rimanga sempre.